Ciao buondì, oggi siamo in Carnia, nella zona di Paularo e finalmente finalmente c'è il bel tempo e quindi siamo venuti a tastare la neve, quella caduta nel weekend dell'8 dicembre. Ne è caduta un sacco, c'è già neve giù in valle, ci sono buoni 30 centimetri e poi salendo aumenta sempre di più. Adesso siamo arrivati qui in questo villaggio, chiamiamo villaggio, una serie di stavoletti. Siamo circa a metà strada e c'è un sacco di neve. Adesso c'è la neve bella farinosa e poi sotto è un po' più compatta. Adesso le ciaspole proprio servono. Fino adesso magari il sentiero era un po' ghiacciato, quindi si riusciva a camminare forse anche senza. Da adesso in poi probabilmente le ciaspole serviranno. Tra l'altro c'è anche molta neve sugli alberi, quindi veramente fighissimo. La nostra meta è una malga qui sopra, adesso non mi ricordo bene il nome. Intanto arriviamo fino lì, vediamo un po' com'è la neve, se si riesce, se non facciamo troppa fatica, tagliamo, andiamo verso un'altra casera e poi rientreremo dalla stessa parte. Questo agglomerato di stavoli si chiama Varleit, mentre là sotto si vede la valle di Paularo con tutte le sue frazioni e poi giù verso la Carnia, laggiù c'è il monte Zofplan e dietro il Coglians, no, forse devono essere le vette della Valpesarina, credo. Mentre qui davanti c'è il Tersadia e dopo laggiù il Sernio e a sinistra la Garozzaria. Oggi siamo in 4, per cui dai, anche se c'è un po' di neve, se inizia a essere fresca, che non è battuta, ci diamo il cambio. Finora la strada era battuta, quindi non abbiamo fatto troppa fatica, circa in un'oretta siamo arrivati qui. Abbiamo mangiato una roba e adesso ripartiamo. Siamo arrivati ad un bivio e potevamo scegliere se continuare sulla strada o prendere il sentiero, che ovviamente accorcia i tempi per arrivare su alla Malga. Abbiamo deciso di prendere il sentiero perché ci sono delle tracce di sci, quindi qualcuno è già passato, per cui non lo troviamo proprio battuto, ma non è nemmeno proprio vergine. Adesso si inizia a fare fatica. Passati gli stavoli sotto, la neve aumenta, siamo sui 1300 metri circa e non è più ghiacciata, ci sono quei 15-20 centimetri in cui la ciaspola affonda, poi si assesta e quindi si inizia a fare un po' di più fatica. Inoltre adesso inizia a cadere la neve dagli alberi, c'è il sole, ecco, niente occhiali, probabilmente è un po' più caldo, la neve inizia a cadere dagli alberi e se sei nel mezzo del bosco nel momento sbagliato ti arriva giù un macello di neve, quindi sì, forse abbiamo preso il sentiero anche perché probabilmente taglia un po' più fuori dal bosco forse, e quindi è così. Eccoci qua, ottimo, e adesso fa anche caldo, si fa fatica, però ne vale la pena perché è fantastico, gli alberi sono pieni di neve come se avesse appena nevicato, è fighissimo.
Bene, siamo finalmente arrivati a Malgapizzul, è stata dura e alla fine la traccia che abbiamo scelto non era un granché battuta e praticamente dandoci un po' il cambio abbiamo battuto la traccia e siamo arrivati fino a Malgapizzul. Qui siamo a 1500 metri, quindi non altissimi, però c'è almeno 1,5 metri di neve, se n'è tantissima. Gli alberi sono una cosa fantastica, sono carichissimi ancora di neve, ma insomma tutto il resto ce n'è veramente un sacco sui tetti. Qui le malghe sono mezze sommerse, le staccionate non si vedono, ti dico, quindi sì, probabilmente almeno 1 metro e mezzo di neve, e quindi più in su è ancora peggio. E noi volevamo arrivare fino a Casera Paluchan, che è qua sopra, tra l'altro anche si vede da qui, però oggettivamente è troppo faticoso e poi dobbiamo tornare anche indietro. Probabilmente con gli sci forse la si fa, ma insomma così con le ciaspole inizia a essere dura. Poi da qua, a dire la verità, si potrebbe anche salire, andare fino in Forcelletta, però ci sono un paio di distacchi di valanghe di fondo qui dietro di me. Oggi comunque il grado è 3 su 5, sulla scala di 5, il grado di pericolosità valanghe, quindi siamo abbastanza alto. Adesso batte il sole, fa un po' caldino. A dire la verità non abbiamo sentito distacchi e neanche visti, però diciamo che andare più in alto oggi inizia a essere un po' più pericoloso. Fino lì alla Casera Paluchan si poteva arrivare, però effettivamente è faticoso, è già mezzogiorno e 40, quindi adesso ci fermiamo qua, prendiamo un po' il sole, mangiamo, poi con calma rientriamo. Bene, abbiamo mangiato, boletto col drone fatto, adesso è ora di ripartire. Come ti dicevo, ritorniamo indietro circa dalla stessa parte, invece di prendere il sentiero adesso andiamo giù per la strada, in quanto appunto cade neve dagli alberi di continuo.
e quindi è meglio evitare di farsi una doccia di neve. Siamo di nuovo nei pressi delle case di quegli abitati di Varlé e quindi adesso mezz'ora, 40 minuti dovremmo essere di nuovo giù in paese. La neve pian piano sta diminuendo, qua ce n'è ancora parecchia, però è un po' più battuta almeno e si scende giù un po' più velocemente. Per la discesa abbiamo preso la strada invece di fare il sentiero, abbiamo allungato un po' il giro, però almeno diciamo siamo scesi un po' più con calma. Era battuta, c'era già passato qualcuno, quindi si va giù abbastanza bene e comunque in un ambiente assurdo, fantastico, cioè così a dicembre c'è un casino di neve, ce n'è tantissima. Adesso qui siamo a circa 1100 metri, è almeno 1 metro di neve, io penso, non di meno. E dopo salendo verso i 1300 inizia a esserci, sarà 1,5 metri almeno. C'era un palo di quelli della segnavia, di segnavia CAI, e il cartello era appena fuori, quindi quei pali lì sono almeno, saranno 2 metri, quindi almeno 0,5 metro di neve. E quindi super fighissimo. E anche come qualità di neve è molto buona perché è ancora ghiacciata, un po' farinosa, quindi con le ciaspole ovviamente si fa un po' di fatica, ma si va via perfettamente. Senza ciaspole è impossibile, si sprofonderebbe troppo, ma con le ciaspole si affonda giusto un pochino, poi dopo la ciaspola fa galleggiare il piede e si prosegue senza grossi problemi. Adesso sono quasi le 3, il sole sta scendendo, ci sono i colori caldi, è davvero molto bello. E adesso si apre anche la vista su Paularo, è davvero molto molto bello. Probabilmente da sopra stasera ci sarà un tramonto assurdo. Già stamattina quando sono partito verso le 7:30 con l'alba c'erano tutte le prealpi infuocate, quindi probabilmente il tramonto sarà una figata. Purtroppo abbiamo un obiettivo, cioè arrivare giù a valle e andarci a bere una birra prima che chiudano tutto alle 6 e quindi non possiamo fermarci, dobbiamo scendere assolutamente entro le 6. Il giro che abbiamo fatto oggi fino su alla Malga si può fare per tutto l'inverno. Noi abbiamo fatto questa variante, quindi un tratto su sentiero iniziale, poi un pezzo di strada e poi di nuovo sentiero. Volendo si percorre tutta la strada di servizio alla Malga, è abbastanza lunga e bisogna partire da un po' più in su, però quella strada forestale sale abbastanza costante nel bosco, quindi sicuramente più facile del giro che abbiamo fatto oggi, però è un po' più lunga. Ti lascerò comunque magari la descrizione dell'itinerario. È una ciaspolata che si può fare, non ci sono pericoli di valanghe, è quasi tutta nel bosco, i pendii sono sicuri, quindi è sicuramente una buona idea per i periodi in cui magari c'è un grado di pericolo a valanghe alto, o comunque insomma in generale è una bella ciaspolata da fare nella zona di Paularo. Ora non ci resta che fare l'ultimo pezzo,
Ti ringrazio per avermi seguito anche in questo video, spero che ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, a presto!